Professore Di Natale, un ricordo di Monsignor Lucio Ligregni. Il 12 di maggio, venerdì prossimo, ad Agrigento, proprio nella chiesa di San Calogero, dove lui ha svolto per diversi anni il suo ministero sacerdotale, ricorderemo Monsignor Lucio Ligregni. Monsignor Lucio Ligregni, che è stato un sacerdote, potremmo dire, conciliare, cioè secondo lo spirito del Concilio Vaticano II. E infatti in tutti i campi in cui ha operato, lui guardò, visse, operò secondo il Concilio Vaticano II e assunse diversi compiti, come quello della catechesi, e operò per il rinnovamento della catechesi nell'azione cattolica, anche nella vita spirituale del santuario di San Calogero, dove Lucio Ligregni operò secondo il Concilio Vaticano II. Ricordare Monsignor Lucio Ligregni significa anche la sua pastorale scolastica, perché fu per diversi anni direttore dell'ufficio scolastico, e ricordarlo significa anche il suo impegno per quanto riguarda l'Istituto di Scienze Religiose. Fu anche direttore della Radio Diocesana Concordia, dunque svolse diversi compiti molto importanti nella vita diocesana, e lo ricorderemo appunto giorno 12 con una solenne celebrazione prosieduta da Monsignor Damiano, nostro arcivescovo, e concelebrata da tanti sacerdoti. Per la circostanza, diversi collaboratori che hanno lavorato con Lucio Ligregni faranno le proprie testimonianze.